Pensate, un ragazzo autistico ha superato la paura del dentista grazie a un personaggio cinematografico e all'equipe specializzata dell'ospedale di Piove di Sacco. Una storia che ci racconta Alessia Piovesan. Sei battuto. È inutile resistere. Ha vinto da guerriero. Thomas, 15 anni, era terrorizzato dal dentista. Affetto da una forma di autismo, non accettava le mani del medico in bocca. Il dolore per numerose carie gli impediva anche di mangiare. La soluzione è stata la maschera di Darth Vader, il generale oscuro di Guerre Stellari. A dare la forza a Thomas di entrare all'ospedale di Piove di Sacco, dove esiste una struttura specializzata di odontoiatria di comunità, è stato il suo beniamino. Vestito con la maschera non hai mai paura? No, con la maschera no. Perché io quando sono vestito non ho paura, sono solo coraggioso con questa. È una famiglia per noi perché ormai qua devo solo ringraziare di cuore tutti, dal primo all'ultimo, perché lui può mangiare e può fare tutto quello che vuole adesso. 2000 persone con disabilità sono in cura a Piove di Sacco, 850 sono minori. Per vincere resistenze e paure, medici e operatori si servono di tecniche psicologiche come quella dello sfondo integratore elaborata in California. Il percorso di cura va inserito nel contesto di vita di ogni paziente. Thomas siamo riusciti a curarlo col classico esempio della medicina narrativa. Un gioco, un'immedesimazione che al ragazzo è stato estremamente utile per aumentare il senso di autostima, perché per poter gestire una parte bisogna avere stima in sé stessi, e questo è molto importante in questi ragazzi che hanno difficoltà di relazione. Questo dal 2001 è uno dei centri di riferimento regionali per la odontoiatria di comunità. È da allora che è stata messa in piedi ed è cresciuta fino ai numeri attuali. Metà dei nostri pazienti arrivano da fuori ULSS.